Una stanza buia, un uomo seduto di fronte a uno specchio, le sue reazioni di rimorso e dolore quando ripensa ai suoi gesti violenti contro la donna che gli stava vicino. Ogni immagine un colpo al cuore. Non è la realtà, ma un video realizzato dall'ULSS 4 Veneto Orientale per mostrare la brutalità che si cela dietro a questi gravi gesti. In questo caso però l'attenzione è posta sugli autori della violenza che si muovono in un ambiente scuro e minimalista per sensibilizzarli e stimolarli a chiedere aiuto al consultorio familiare dell'azienda sanitaria. Proprio con la ricerca di sostegno da parte del protagonista e la liberazione della propria ossessione violenta si conclude il video. L'uomo allo specchio è stato realizzato da un'azienda trevigiana con il supporto di diverse realtà del territorio. Il progetto si affianca alle attività dell'azienda sanitaria per contrastare la violenza di genere. Sono attivi il percorso Rosa e il protocollo Zeus per aiutare le donne vittime di violenza domestica. Nel territorio dell'ULSS 4 sono 63 le donne e 108 i minori vittime di violenza presi in carico dal consultorio familiare, in linea con il dato del 2023. Per quanto riguarda il pronto soccorso, gli accessi per violenza di genere con ricorso a cure mediche sono stati 73 nel 2024 ed hanno riguardato in particolare persone in età compresa tra i 40 e i 49 anni.